Identificati e denunciati dalla squadra mobile di Treviso gli autori del violento pestaggio di 2 settimane fa in piazza Duomo, vittime i gestori di un locale. Maxi operazione dei Carabinieri e Guardia di Finanza che hanno scoperto un traffico di droga, perquisizioni anche nella Marca trevigiana, 25 gli arrestati. Coronavirus, arrivano domani all'aeroporto Canova i termoscanner e i termometri a infrarossi per individuare passeggeri con sintomi sospetti. A Belluno un 23enne è stato ricoverato. Dopo la frase shock di Olivero Toscani, ma chi interessa che caschi un ponte, in riferimento al crollo del ponte Morandi, oggi il gruppo Benetton ha licenziato il famoso fotografo. Il forte vento che ha interessato nelle ultime ore Treviso ha abbassato il livello di PM10 in atmosfera. Alla luce di questo, da domani il livello di allerta per le misure antismog tornerà verde. Scelti tra una rosa di 150 volontari, loro sono i 5 nuovi tutor che accompagneranno studenti disabili nelle ore extrascolastiche per facilitare la loro inclusione sociale. Attacco concentrico di PD e gruppo misto all'amministrazione Massaro è la piega assunta dal progetto per il rilancio del Navigal a scatenare le polemiche. Buonasera e bentrovati in diretta con l'informazione da Treviso e provincia. Una notizia dell'ultima ora, apriamo con ancora il coronavirus, notizia dell'ultima ora si diceva arrivata dalla nostra redazione di Belluno, ci racconta di come sia stato ricoverato nel reparto di malattie infettive del San Martino di Belluno appunto lo studente di 23 anni è rientrato lo scorso 30 ottobre dalla Cina. Senza sintomi di malattia, il virologo, consultato dalla madre, aveva suggerito un isolamento di un paio di settimane a scopo precauzionale, anche se la zona dalla quale proveniva era lontana 850 km da Wuhan. Poi però all'improvviso il giovane ha accusato tosse e febbre che hanno suggerito un ricovero prudenziale per accertamenti. Oggi pomeriggio il 23enne che vive a Polpette di Ponte delle Alpi è stato accolto al San Martino per essere sottoposto a un prelievo di materiale che domani verrà trasmesso a Padova per essere analizzato. Adesso con la cronaca torniamo invece a Treviso, dove sono stati identificati e denunciati dalla squadra mobile trevigiana gli autori del violento pestaggio avvenuto 2 settimane fa in piazza Duomo. Pestati selvaggiamente in strada, non in una zona isolata, ma in piazza Duomo a Treviso da un gruppetto di giovani che imperversa tra il centro, Riviera Santa Margherita e la Fonderia. Vittime la notte tra il 18 e il 19 gennaio scorsi 2 gestori della pizzeria Kebab accanto all'ex tribunale. Ora la polizia ha identificato e denunciato per percosse e lesioni gli autori materiali dell'aggressione. Le indagini condotte dagli investigatori della squadra mobile di Treviso sono state velocissime e hanno portato all'individuazione di 2 giovani, segnatamente 2 diciannovenni. 2 giovani italiani che si sono accaniti sui 2 esercenti, un bengalese di 37 anni e un pakistano di 24, rompendo il naso al primo e causando parecchie contusioni anche al secondo, arrivato dal retro in aiuto al collega. Il gruppetto si è poi dileguato, ma le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato il pestaggio, consentendo alla mobile di risalire ai responsabili. Un episodio che ha riproposto il problema in città del comportamento violento di alcune bande di giovanissimi. Si tratta di un fenomeno che è attualmente monitorato dalla squadra mobile e che merita ulteriori approfondimenti oltre quelli già compiuti, che vede la presenza di alcuni giovani che hanno nel loro stile di vita la violenza e la sopraffazione. Questi vengono successivamente identificati e poi denunciati alla locale Procura della Repubblica, come nel caso di cui stiamo parlando. Cocaina e marijuana dalla Spagna all'Italia, 25 tra arresti e perquisizioni. Operazione Tsunami. I carabinieri di Chioggia hanno eseguito 25 misure cautelari a carico di soggetti di nazionalità italiana, ucraina, marocchina e slovena per spaccio di stupefacenti in concorso. 25 misure cautelari in esecuzione più 3 arresti in flagranza con dei sequestri anche in fase di perquisizione di sostanza stupefacente, segnatamente cocaina e marijuana.
Oltre 70 kg di cocaina, 150 di marijuana, 30 di hashish. Le perquisizioni sono state eseguite nelle province di Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara, Treviso e Torino. Tutto è iniziato a settembre 2017. L'attività investigativa a Chioggia ha consentito di riscontrare un considerevole consumo di droga e acquisire elementi concreti nei confronti di un gruppo criminale ben strutturato, dedito all'importazione e allo smercio di ingenti quantitativi. Contestualmente alle misure cautelari, i militari del GICO della Guardia di Finanza di Venezia, con l'impiego di oltre 100 finanzieri, hanno dato via al sequestro per la successiva confisca di beni e disponibilità per circa 7 milioni di euro. Abbiamo appunto eseguito degli accertamenti approfonditi su questo sodalizio, ricostruendo sostanzialmente da una parte i profitti illeciti guadagnati dall'attività di spaccio e dall'altro una disponibilità patrimoniale sproporzionata rispetto ai redditi di una parte degli indagati. Da lì il provvedimento di sequestro. Parliamo di una normativa di prevenzione che nasce con l'attività di contrasto al fenomeno mafioso e che vuole appunto colpire i soggetti che delinquendo sostanzialmente accumulano patrimoni e che rispetto al fisco manifestano appunto una capacità reddituale molto modesta. Quello che voglio sottolineare è che mi sembra che questa indagine sia manifestazione di un'ottima sinergia che deve esserci tra forze di polizie che hanno delle caratteristiche, delle funzioni anche per certi versi diverse. In questo caso il collegamento è stato ottimale, abbiamo lavorato benissimo. Una giornata radiosa per la legalità. Grazie e complimenti alla Procura della Repubblica e a tutte le forze dell'ordine per aver sferrato un colpo da KO a un ramificato sistema di seminatori di morte. È il commento del presidente della regione Luca Zaia. E adesso a Montebelluna, dove uno spacciatore è stato incastrato dalla stessa droga che doveva vendere. 10 grammi di cocaina già divisa in dosi da vendere e sapientemente nascosta addosso in varie parti del corpo, a insospettire i carabinieri del nucleo radiomobile il fatto che il 39enne marocchino girasse a piedi, con fare sospetto, aggirandosi al buio vicino ad alcune macchine parcheggiate all'esterno di un bar in zona San Gaetano a Montebelluna. Il fatto nelle scorse ore intorno alle 21, immediata la successiva perquisizione domiciliare con i militari dell'Arma che hanno trovato sostanze da taglio, materiali da confezionamento, bilancino e 1.200 euro in contanti frutto dello spaccio. Il pusher è stato immediatamente posto ai domiciliari con l'obbligo di firma giornaliero presso la stessa compagnia dei carabinieri di Montebelluna. Torniamo ad occuparci del coronavirus. Arriveranno domani all'aeroporto Canova di Treviso i termoscanner e termometri a infrarossi. Ci saranno anche i volontari della Croce Rossa. Dopo Marco Polo di Venezia e Catullo di Verona, i termoscanner e i termometri a infrarossi arriveranno nelle prossime ore anche all'aeroporto di Treviso. Inizialmente il Canova, così come gli altri due veneti, non era stato interessato dai controlli vista l'assenza di voli diretti con la Cina. Ora che l'emergenza coronavirus è diventata planetaria, con casi conclamati in tutta Italia e in tutta Europa, anche in Veneto si corre ai ripari. I nuovi dispositivi segnaleranno tutti i soggetti con temperatura corporea uguale o superiore a 37,5, ma il canale sanitario scatterà soltanto se il soggetto in questione sia stato in Cina nei 14 giorni precedenti. Non solo, a supportare il personale al Canova arriveranno anche i volontari della Croce Rossa, nuovi dispenser di liquido disinfettante, mentre sono state acquistate diverse mascherine certificate di vario tipo. Mascherine che in realtà all'aeroporto di Treviso sono visibili da almeno 2 settimane, da quando si è cominciato a parlare di coronavirus, come avevano raccontato addetti e passeggeri. A livello di mascherine ci sono spesso passeggeri che le indossano. Sì, si vedono un po' di più e fanno effetto. Generally I'm not really afraid. La cronaca adesso ci porta a Pederobba con un grave incidente sul lavoro registrato questo pomeriggio, dove un operaio che stava lavorando appunto lungo la Feltrin è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Cafoncello dopo essere stato investito da un veicolo in transito. L'incidente si diceva questo pomeriggio intorno alle 17:30 all'altezza di Onigo di Pederobba, non lontano dal cementificio. L'operaio era al lavoro in un cantiere lungo la strada, un veicolo
veicolo che transitavano l'ha visto e l'ha travolto, sbalzandolo ad alcuni metri di distanza e causandogli un gravissimo trauma cranico. E torniamo a parlare delle parole pronunciate dal fotografo Oliviero Toscani durante una trasmissione radiofonica a proposito del crollo del ponte Morandi di Genova. Ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamola, aveva detto durante il dibattito. Affermazioni dalle quali aveva immediatamente preso le distanze Alessandro Benetton. Ebbene, nel pomeriggio è arrivata una nota in cui si legge che Benetton Group, con il suo presidente Luciano Benetton, nel dissociarsi nel modo più assoluto dalle affermazioni di Oliviero Toscani a proposito appunto di quanto detto, prende atto dell'impossibilità di continuare il rapporto di collaborazione con il direttore creativo. Torniamo ad occuparci della vicenda del braccio di ferro nato intorno alla Camera di Commercio di Treviso. Nelle ore della grande tensione tra Fondazione Cassamarca ed ente camerale, un appello alla responsabilità arriva dal sindaco di Treviso. Un punto di mediazione secondo me si può ancora trovare. Sono convinto che l'atteggiamento responsabile sia del Presidente Garofalo che del Presidente Pozza possa essere d'aiuto per riavvicinare le parti in un momento di tensione evidente. Però l'invito a ragionare per il bene della città come fa il sindaco. Spera ancora in una soluzione tra gentiluomini il sindaco di Treviso Mario Conte, che sulla guerra in atto tra Camera di Commercio e Fondazione Cassamarca sul trasferimento alla Piani continua a rimanere neutrale. Del resto la partita è delicatissima e ruota attorno al prezzo di vendita della torre in Piazza delle Istituzioni, di proprietà della Fondazione, dove l'ente camerale vorrebbe trasferirsi, condizionale che sembra sempre più d'obbligo, tanto che lo stesso sindaco è pronto a 2 piani B. Il primo riguarda Piazza Borsa e i suoi dintorni. In entrambi i casi quel quadrante sarà oggetto di riqualificazioni, compresi i giardinetti di Sant'Andrea, con o senza la Camera di Commercio. Resterebbe comunque il nodo a Piani, con la Guardia di Finanza e la Questura pronte in un futuro ancora remoto a trasferirsi alla caserma Salsa. Qui Casugana è pronta a studiare nuove destinazioni d'uso. È un tema che sarà oggetto di un'analisi urbanistica, appunto perché ci sono dei vincoli legati all'utilizzo pubblico delle strutture. Credo che svincolarla potrebbe essere una soluzione importante per aprire alla possibilità anche di strutture ricettive alberghiere piuttosto che istituti privati o uffici. E adesso il cambio al vertice della Polizia Stradale Trevigiana. L'attuale comandante Alessandro De Ruosi lascia per prendere servizio a Udine. Al suo posto l'attuale dirigente di Belluno Simone Morello. Dopo 8 anni alla guida della Polstrada di Treviso, Alessandro De Ruosi se ne va per prendere servizio al comando della sezione di Udine. Lascia una provincia in cui la mortalità sulle strade è progressivamente diminuita, con l'inversione però dell'ultimo anno, 50 vittime nel 2019 contro le 40 del 2018. Rete stradale sottodimensionata rispetto al volume di traffico, ha sottolineato nella relazione fornita alla Prefettura su richiesta estesa a livello nazionale del Ministero. E poi dice ci sono i vizi dei trevigiani, 2 i fronti principali su cui lavorare. Intanto un fortissimo dato percentuale di alterazioni per uso di sostanze stupefacenti alla guida. Dal punto di vista invece dell'altro grande tema di pericolo, e che è la distrazione, che è diventato ormai il vero grande nemico, l'attività deve essere duplice: da un lato quella di formazione, prevenzione e educazione stradale, e da un altro punto di vista ovviamente l'attività repressiva, che deve essere implementata ancora. Lascio una sezione con personale ridotto ma estremamente qualificato, dice De Ruosi. Basti pensare alla scoperta l'altra notte a Ponte della Priula di un autotrasportatore che guidava da 16 ore consecutive. Possibile solo sapendo leggere il cronotachigrafo e prendendosi la briga di farlo alle 5 del mattino. Se questo controllo fatto alle 5 di mattina di un giorno qualunque della settimana è stato fatto così bene da una pattuglia qualunque che circolava per la strada, vuol dire che il livello della qualità del nostro personale è davvero alto, e questo può essere che un motivo di orgoglio. Al posto di De Ruosi a Treviso arriverà l'attuale comandante della Polstrada di Belluno Simone Morello. In un bilancio nella marca positivo, il rammarico professionale e umano per non aver individuato il pirata che nell'estate del 2014 travolse e uccise a Quinto Lucia Cendron. È assolutamente un neo, diciamo, almeno nella mia gestione di questi 8 anni, che mi porterò come insegnamento sul fatto che non si fa mai abbastanza. Anche quando si pensa di far tutto quello che serve, in realtà non basta e bisogna fare qualcosa di più ancora.
E adesso l'economia con le aziende della meccanica in grosse difficoltà per la carenza di saldatori. Il lavoro c'è, ma magari i giovani non vogliono fare quel lavoro, oppure i genitori hanno qualche pregiudizio su quel lavoro. Manca un po' il concetto e la cultura di quei valori che una volta noi chiamavamo la fatica, lo spirito di sacrificio. Quasi un paradosso in un paese in cui cresce la disoccupazione giovanile. La richiesta di figure professionali da parte delle aziende, soprattutto artigiane, ma non solo, c'è. A mancare sono i giovani pronti a ricoprire certi incarichi. A dirlo chi ogni giorno si occupa di formazione, di preparare i lavoratori del futuro. I dati parlano chiaro, le aziende, soprattutto metalmeccaniche ma anche tessili o del legno, alla continua ricerca di profili specializzati. È il caso dei saldatori, ad oggi una delle figure più difficili da trovare. È un po' un'ossessione, diciamo così, lo dico ridendo, ma in realtà è un tema molto serio, nel senso che molte delle nostre imprese, meccanica, carpenteria meccanica, metallica, ci chiedono proprio questa figura, una figura che fanno molta fatica a trovare. Carenza che pesa in modo significativo sulle aziende. Per tutto il mondo della meccanica e della carpenteria è ovviamente una figura necessaria, quindi senza questa figura, ma molte altre figure insomma, che mancano nel mercato del lavoro, le nostre imprese sono in difficoltà perché hanno commesse alle quali non riescono a far fronte. Nonostante un saldatore specializzato sia una figura ben retribuita. Le imprese di fatto si stanno rubando i saldatori uno con l'altro proprio perché hanno questa grande necessità e inevitabilmente, diciamo così, la quotazione di quel tipo di figura professionale sale. Si parte dai 2005 e si può arrivare insomma anche ai 3.000-3.500 euro al mese. A fotografare il gap tra domanda e offerta anche i dati che arrivano dai centri di formazione professionale. Ogni anno circa 150-160 ragazzi escono dalla nostra scuola. Sembrerà pazzesco, ma quasi il doppio delle aziende richiedono ragazzi, quindi i 150 non bastano. Le aziende con grande anticipo bussano alla porta dei centri di formazione alla ricerca di giovani da inserire nel proprio organico. Ho una media di almeno 2 email al giorno di aziende che chiedono gli elenchi degli allievi in uscita o di quelli già usciti per poterli contattare e fare delle preselezioni in modo tale che chi non è ancora occupato, che pochissimi, possa in qualche modo andare a candidarsi, o chi dovrà uscire a giugno al termine dell'anno formativo possa essere già stato vagliato e iniziare immediatamente a lavorare. E adesso ambiente e qualità dell'aria. Con il forte vento che ha interessato nelle ultime ore Treviso ha abbassato il livello di PM10 in atmosfera. Alla luce di questo, da domani il livello di allerta per le misure antismog tornerà verde. La circolazione sarà quindi interdetta agli autoveicoli a benzina Euro 0 e Euro 1, ai veicoli diesel Euro 0, Euro 1, 2 ed Euro 3 e ai veicoli commerciali Euro 0, 1, 2 e 3. Adesso torniamo ad occuparci di un ponte, ma stavolta di quello di Vidor, dove gli artigiani della Marca premono per la realizzazione del nuovo ponte, appunto. Il ponte di Vidor, che è una delle opere di cui si discute anche per la precarietà di quello esistente, che è ancora datato, diventa un'opera strategica non solo per quell'area, ma anche per tutta la viabilità che va da est verso ovest, ma verso anche nord-sud in una direzione complessiva. Un'opera strategica non solo per Valdobbiadene, Vidore e Bigolino, ma per l'intera Marca e tutto l'Alto Veneto. Confartigianato lo ribadisce nel giorno in cui in seconda commissione consiliare a Venezia ha preso il via la discussione sul nuovo piano trasporti e nei giorni in cui proprio la mobilitazione per il nuovo ponte sul Piave ha raggiunto le 500 firme. Il rischio del resto è trovarsi con una pedemontana finalmente pronta, ma sprovvista delle opere complementari di collegamento. Noi abbiamo bisogno di collegare anche in direzione nord-sud tutte le infrastrutture, chiamiamole così, di secondo livello, ecco, perché hanno importanza diversa rispetto al pedemontana e passante, che però sono indispensabili perché la pedemontana possa essere fruita dalla maggior parte delle persone. Non solo pedemontana e opere complementari, nella lista delle priorità per gli artigiani di Marca c'è anche lo sbocco dell'autostrada verso il cuore dell'Europa. Nord-sud siamo ancora carenti e quindi bisognerebbe parlare anche di prolungamento dell'A27. E adesso ci lasciamo per qualche istante, torniamo dopo la pubblicità, a tra poco. Vita.
Eccoci rientrati in onda in diretta con l'informazione da Treviso e provincia. Adesso parliamo di una figura nuova che si svilupperà all'interno di una scuola di Treviso. Sono i tutor amicali. Vediamo chi sono nel prossimo servizio. Si chiamano tutor amicali, già ribattezzati Fantastici 5. Accompagneranno altrettanti ragazzi disabili nella misura di 1 a 1 nelle loro ore extrascolastiche. Per una pizza, un cinema, un teatro insieme di sera, uscire al pomeriggio, semplicemente studiare in compagnia. Progetto pilota per l'intera provincia e per tutto il Veneto che decolla dall'Istituto Besta di Treviso. E non è un caso perché l'Istituto Besta effettivamente è l'istituto centro proprio per gli aspetti dell'inclusione a livello provinciale, centro del CTS, una scuola che ha davvero delle grandi buone pratiche nel campo dell'inclusione. I tutor, tutti maggiorenni delle classi quarte e quinte, sempre del Besta, seguiranno all'Università di Padova un corso di formazione di 12 ore, valido per altrettanti crediti scolastici. 5.000 euro la cifra stanziata da Cassugana per fare rete sociale nel territorio. Contiamo che questo possa poi essere portato in altri istituti e soprattutto permeare quella che è la comunità, in questo caso soprattutto la comunità giovanile. A innescare e attuare la scintilla di tale iniziativa questo papà, sulla base della sua esperienza personale. C'è un ragazzo che si prende cura di tutto ciò, di una persona, e fa un'azione umana, quindi questo tutor accende uno spirito nel buio, come la canzone di Zucchero. Ed ora le notizie da Belluno e provincia. Attacco concentrico di PD e gruppo misto all'amministrazione Massaro. È la piega assunta dal progetto per il rilancio del Nevegal a scatenare il consigliere Fabio Bristot e il segretario del circolo castionese del PD Quinto Piol. Sul piano politico è un'indecenza, ma penso che si sconfini anche nella scorrettezza nei confronti del vivere civile. E non è assolutamente una piega imprevista, d'altro canto un sindaco che fa annunci di enunciazioni di principio ormai da 8 anni, ma che non ha prodotto un fatto legale, un fatto misurabile, un'azione politica e amministrativa vera, non poteva che andare in questa direzione. L'attacco è concentrico, le accuse senza attenuanti. Sul Nevegal si è perso troppo tempo, anni di enunciazioni sterili, dice Fabio Bristot del gruppo misto. A far traboccare il vaso la notizia del rinvio della Newco ufficialmente per valutazioni di natura economico-finanziaria. È stato solo una situazione di fatto che ahimè è pesante per tutta la città, per il Nevegal sicuramente, ma per tutta la città, e l'indotto che un'attività turistica e una schiava che aveva potenzialità immense potrebbe ancora dare a Belluno, ma non con queste modalità operative di disinteresse e soprattutto di grande superficialità. In retroscena raccontano un sindaco in difficoltà messo spalle al muro dalla sua stessa maggioranza, per la verità silente nelle occasioni ufficiali, al limite dell'imbarazzo. Stanno andando male molti processi e molte dinamiche nel Nevegal, e una di queste è non parlare di viabilità e mobilità, dove siamo fermi a idee e progettualità degli anni 80 e 90 che non sono state sviluppate. Sul Nevegal, senza un piano B e con un traballante piano A, il PD valuta l'opzione offerta dal progetto di legge depositato a Palazzo Ferrofini dal consigliere regionale della Lega Franco Gidoni. Ho chiesto al capogruppo del PD della Regione Veneto di valutare, perché secondo me va fatto, di sottoscrivere la legge presentata dal consigliere della Lega Gidoni per far approvare questa legge entro la fine della legislatura. La norma non è la panacea, ma se approvata darebbe una possibilità al Nevegal. Se non c'è la volontà politica, se non c'è il coraggio di rischiare, se non c'è la volontà di mettersi a capo del territorio, perché questo spetta ad un sindaco di una città, allora neanche le leggi regionali non servono a nulla. In provincia di Belluno resta annoso il problema degli organici della Polizia di Stato, dove soffre in particolar modo la Polstrada, con il sindacato SIULP che mette le mani avanti, efficienza ed efficacia del servizio anche dopo Cortina 2026.
Passata la festa, gabbato lo santo, e questo è il rischio palesato dalla segreteria provinciale del SIULP in vista dei grandi eventi che vedono la polizia e i blocchi di partenza in una condizione di carenza cronica degli organici. Meno 40% è il personale attualmente in forza alla stradale, mentre per la Polfer si guarda con preoccupazione a Calalzo, ufficio chiuso oramai da alcuni anni. Chiudere un presidio di polizia significa andare controcorrente a quelle che sono le esigenze del territorio, che richiede un presidio di polizia, che richiede un controllo, che richiede la vigilanza. È necessario, spiega il segretario provinciale del SIULP, mantenere alta l'attenzione sin da subito. La prevenzione, i controlli dei cantieri, prevenire le infiltrazioni mafiose sui flussi di denari che arriveranno a Belluno necessita di un'attività di prevenzione, di intelligence che deve partire subito e non a ridosso dell'evento. Per questo il SIULP nelle scorse settimane si è confrontato con i parlamentari bellunesi Badole e De Meneca. A loro è stato chiesto di sostenere l'iniziativa del sindacato sul dossier organici, culminato con un piano di rinforzo che porterà all'emissione di 25 nuovi agenti in provincia, che non bastano però considerati i pensionamenti a breve e medio termine. Belluno ha un'età anagrafica piuttosto elevata e quindi necessita di continue emissioni di personale, perché siamo giunti al paradosso che ci sono i mezzi, gli strumenti, ma non c'è il personale per far fruttare questi strumenti tecnologici. E questa sera 20:10 si parlerà di Terraglio Est, ospiti in studio Riccardo Barbisan della Lega e Stefano Pelloni del PD. Stasera, come ogni giovedì, torna in prima serata dalle 21:15 la Zanzega, che ci porterà alla scoperta delle bellezze di Padova. Partiamo direzione città di Padova. Bella Padova, sai che io ho studiato a Padova, anche tu? No, io no, Bologna. Ah, laureato col 110, vero? Sì, a Bologna. Però. Bravo. Allora, in questa giornata con un po' di foschia raggiungeremo Prato della Valle, in cui ci aspetterà Silvia Gorgi per aiutarci a visitare la meravigliosa città. La 10ª puntata della Zanzega porterà Ivo Gallo e Lele Marcassa e noi con loro alla scoperta delle bellezze storico-naturali di Padova. Si inizierà da Prato della Valle, la seconda piazza più grande d'Europa, per poi raggiungere il centro storico della città del Santo. Accanto ai due conduttori ci sarà la giornalista Silvia Gorgi, che li condurrà tra le meraviglie architettoniche che hanno reso famosa Padova in tutto il mondo. E allora ecco la Basilica del Santo e la salita alla cupola dell'Angelo e poi i tesori custoditi nella Cappella degli Scrovegni e ancora le antiche stanze dell'università con il teatro anatomico risalente al 1600 e la cattedra dove insegnò Galileo Galilei. Il viaggio proseguirà nel salone del Palazzo della Ragione, ma non solo storia, Padova è anche scienza, e così ecco aprirsi le porte del centro di ricerca del CERN sulla fusione nucleare. Passo dopo passo, navigando anche nelle acque del Naviglio, la Zanzega entrerà nelle tipiche osterie per degustare i piatti della tradizione in luoghi misteriosi tra musica e tanti sorrisi. E questo era il nostro ultimo servizio, il telegiornale termina qui, grazie per essere stati in nostra compagnia, ci salutiamo con le previsioni del tempo, arrivederci. Svello, azienda che opera nella raccolta dei rifiuti da 40 anni, leader nella carta da macero. Bentrovati al meteo. Alta pressione sul nostro territorio, bel tempo dunque, ma attenzione alle gelate notturne. Il dettaglio di venerdì 7 febbraio. Sul Veneto ampio soleggiamento dappertutto, il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo velato. Attenzione solamente a locali foschie mattutine, ma poi in rapido dissolvimento. Uno sguardo alle temperature, minime sotto zero o intorno a 0 gradi quasi dappertutto, massime invece tra 7 e 10 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole su tutti i settori e cielo sgombro da nubi. Temperature minime sopra lo zero solo a Trieste, massime invece tra 7 e 9 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui il sole sarà prevalente con cielo sereno, vedete, su tutti i settori. Temperature minime fino a meno 5 gradi, massime invece tra 6 e 10 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Svello, azienda che opera nella raccolta dei rifiuti da 40 anni, leader nella carta da macero.